Carenza di operatori sociosanitari, un problema annoso che sta diventando drammatico nelle RSA del Veneto, dove si sta vivendo un vero e proprio paradosso. La decisione, presa per primi proprio in Veneto, di professionalizzare ulteriormente gli OSS attraverso un percorso formativo che li qualifichi anche per le prestazioni sanitarie, rischia di svuotare del personale le case di riposo. In queste settimane vediamo che a livello nazionale si sta studiando un provvedimento per cui questi operatori così formati rientreranno a pieno titolo anche nel sistema della sanità. Noi rischiamo di aver formato operatori sociosanitari con assistenza complementare e di vederli e di salutarli. Il grosso investimento fatto dalle case di riposo per questa tornata formativa rischia perciò non solo di essere vano, ma di drenare ulteriore personale verso gli ospedali più attrattivi economicamente delle cooperative e delle IPAB. Questo oggi è un dramma, perché se sugli infermieri, un po' tirandola con le deroghe che ci hanno permesso di portare infermieri stranieri nelle nostre strutture, e in Veneto siamo circa tra le 4 e le 500 unità, la stessa cosa non è per gli operatori. Oggi in Veneto mancano 3.000 operatori e credetemi, trovare 3.000 operatori all'estero, dove peraltro questa figura non è contemplata, la gente deve cominciare a pensare che più di qualcuno dovrà attrezzarsi perché gli anziani non troveranno risposta nelle nostre strutture.